parlando. Dunque, devo 10 anni fa a Pobene su bestiame, circa 370 provesi, ma ti obbligavo a vendi. Crollavo sul latti a 51 centesimi. 51 centesimi non corrispondeva manco a pagare su mangimi. Quindi, poi mollavo tutto. Tengo mungitrici, capannose, trattori, non compravo 2 anni prima. E purtroppo ci siamo trovati a ballare in due circoli, lo rifavo, a pubblicare io fitto, un po' di campai. Però se mestiere mio non è costo. E cantata se tu bisa sonottica, se è un core, quei bestie cosa mia. Andando a traballare, se traballo che fu cosa mia, che poi imparavo da beticadetto, indoma babbo. Io mollavo un pochetto, mi ne fanno al continente 2 o 3 anni, però mi sono lavorato in noi e poi la incarrerai. Mi andavo bene, andavo bene. Il primo anno mi sono sposato, come ti la incarrerai. E tutto 3 pipì, per ti cadere, pagavo affitto a domo. Con 60 provè pagavo affitto a domo e 3 pipì se vivio. Vivio dignitosamente, sto traballo fu male. Tocca essere 10 notti usato, però a me mi sto traballo, non mi importa nulla. Poi a pago. Ovviamente questa mungitrice meccanica, santo obbligava da sasfai, e da succede, sul latti, se crollavo a 51 centesimi, ma è una cosa assurda. 5 anni prima, 4 anni prima, fu da 1700 franchi. Sa se poteva stare bifi discretamente, non hai traballo a figlio mio puro, ha potuto votare un figlio puro traballando con me. E te mi tocca fare, vendi tutto, giocare a figlio mio e sì, in sottomissioni in Dubai. Devo che hanno barista, che hanno mai da fare boffio fare. Sobrico. E poi, se uso ancora l'ottendo, perché se entro in questo movimento, pure se un core, se un l'ottendo, poi ottendi qualcosa, ma non c'è più nulla, non c'è più nulla. Questo è politico, se no è Santimotta. Santimotta, fonte si chiede sia bocci, Santimotta prima fonte boccendo noi. Questo se ne deve andare tutto, se ne deve andare come solo, che su danno, c'è tanti fatti, non puoi continuare a fare questo che stai facendo. Se siete in cui significa che a chi 10, a chi 8, a chi noi 1000 euro su mese, e ti avanti, si gasta, ti faccia, che c'è qualcosa da fare, posso aumentare il stipendio cosa sono. Basta, prima ci fu anche democrazia cristiana, mafioso, poi i comunisti, ci fu anche prima, non ti fatto mai nulla, hanno fatto le fabbriche a noi, e te ne va via le fabbriche che ci rientrano, che le fabbriche a noi, non potevano andare innanzi, però ci fu soddinai, non ti stanziavo le fabbriche, non ti portavo le fabbriche dismesse da su continente, non ti portavo a noi, beccia, e ti durava 5-6 anni, se vai. E dovuti mo in cui ammontonare. Se direi che stanziata la vostra agricoltura, Sanderson, il piano, come ti segnalo, noi ne pensiamo con cavuto, del rinascite. E noi andavamo a studiare, questo per la vostra agricoltura, se pastorisse, e noi andavamo. Date da una fabbrica, hanno fatto le fabbriche, e non ti piccavo tu. Dava a isili, tante soggetti d'uscita, poi favo esempio, passa in cui con queste fabbriche. Non avete mai funzionato, avete fatto queste strutture e fabbriche, non avete mai traballato. E noi andavamo tutto questo dinari. Chi ne piccava? Sicuramente manco Sadro se ne avete piccato. Ne avete piccato questo magnato da continenti, questo continentale ne avete piccato questo dinari. E poi, 20 anni, tutto, sa Sardegna a noi, o sa Lombardia, questo, a noi sono stati per conto nostro. Se direi che ne ha piccato, ci date volta voi queste fabbriche, se che tanti fate, non avete fatto questo traballo cosa nostra, da noi piccato per fare queste fabbriche. E noi, che sta in provincia, da noi, se io ti fai fuori, è una bella lego, sicuro. Poi, altro mi pare che non posso andare su che mi intendo da Punao. Altro. Sconsolato, sconsolato. Grazie.